I carabinieri del comando provinciale di Agrigento, con il supporto dello squadrone eliportato Cacciatori di Sicilia e dei nuclei cinofili di Palermo, Villagrazia e Nicolosi, proseguendo nell'operazione di controllo del territorio di polizia giudiziaria effettuata recentemente e diretta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, durante la quale sono state sottoposte a fermo 23 persone ed effettuate decine di perquisizioni, hanno svolto una serie di controlli nei confronti di persone ritenute vicine alle locali famiglie mafiose e agli arrestati. In particolare, nel corso di una perquisizione effettuata nei confronti di una persona di 48 anni pregiudicato agrigentino, venivano rinvenute nella sua disponibilità numerose armi e munizioni da guerra. Nello specifico, all'interno di un bidone nascosto presso la propria abitazione di campagna, sita incontrata a Fondacazzo di Agrigento, venivano rinvenute una pistola mitragliatrice calibro 9.3, revolver di vario calibro, una penna, pistola, vario munizionamento, nonché una bomba a mano fatta brillare dagli artificieri a causa del suo arresto per detenzione illegale in armi da fuoco e comuni di guerra. Le indagini, nel corso sulla loro provenienza, passeranno alla Direzione Distrettuale Antimafia, nell'ottica della più stretta collaborazione, come segnalato dalla Procura di Agrigento e come avvenuto in occasione del recente sequestro di una rilevantissima somma di denaro, operata già nei giorni scorsi nei confronti di due fermati nell'operazione. Nel corso di un'altra perquisizione effettuata nei confronti di uno di 72 anni di Agrigento, veniva rinvenuta all'interno dell'abitazione un'ulteriore somma ingiustificata di circa 80.000 euro sottoposta a sequestro in quanto ritenuta provento di attività illecita. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria e quindi ritenuto indiziato del reato di riciclaggio.